Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti, buongiorno a tutti per chi ci segue di giorno, buon pomeriggio a tutti e tutte per chi ci segue di pomeriggio e buonanotte a tutte e a tutti per chi ci segue di notte. Eccoci qua, ottava Buon puntata. Natale a chi ci seguirà a Natale. Esatto. E buona Epifania per chi ci seguirà il prossimo anno. Questa è terribile, sta diventando una di quelle filastrate terribili che non hai mai la fine e che... Benvenuti ragazzi. Eccoci qua, ottava puntata con la nostra mongolfiera multicolor in giro per il mondo. Questa puntata sarà una puntata... Come sarà la puntata? Varia come sempre. Va bene, allora direi di mettere, visto che sta terminando la sigla, il primo brano che sarà del gruppo i Comfort Zone, un gruppo giovane di Romano che come sempre sarà nostro ospite, questo gruppo musicale di ragazzi con una musica eccezionale. Verso fra un'oretta li avremo qui gli ospiti con noi. Il brano sarà Mondo da una stanza. Non è correre ciò che ci faceva ridere. E il mondo da una stanza ha qualcosa che appartiene a me. La mia solitudine si è accorta di essere rinchiusa in una scatola che scoppia. Cerca di uscire per trovare una risposta e anche se non riesce ci riprova un'altra volta, ma rimarrà. È la prima volta che mi capita di non sentirmi abbastanza, mentre tutto crolla e la pioggia bagna goccia a goccia la mia faccia, stanca di non vedere più. Ma quello che ho sbagliato chissà, forse non ha più importanza. Ascolto questa musica che almeno un po' mi calma, ma via d'uscita stavolta non c'è. La mia solitudine si è accorta di essere rinchiusa in una scatola che scoppia. Cerca di uscire per trovare una risposta e anche
Comfort Zone, il mondo da una stanza, dal suo ultimo EP, adesso si chiamano EP, che è uscito proprio in questi giorni. E in questi giorni poi escono alla ribalta nel nostro mondo una serie di animaletti volatili, no, Rossella, che dicevamo, e questo da dove salta fuori? E questo cos'è? E questo cosa fa? E chi è? E chi E è? chi è che ha fatto fuori tutta quella cosa meravigliosa che gli avevo preparato con un sacco di cose buone e le uvette bio e in 3 secondi è sparito tutto? Allora noi per sapere queste e molte altre cose abbiamo chiamato la nostra guida ambientale Alessandro Sartori. Bentornato Alessandro. Grazie a voi, grazie di avermi invitato e anche Allora, grazie. chi è che frequenta i nostri giardini? C'è tanta gente in giro che svolazza in questo periodo. Sì, il tema che mi avete dato è veramente interessante perché sono gli uccellini, cioè i passeriformi, gli uccelletti per dirla in una maniera volgare, che arrivano durante la stagione più fredda a frequentare le zone dove abitiamo noi e che spesso, perché siamo abituati a vederli, non riusciamo a focalizzare questo cambio, un po' come c'è il cambio estivo, invernale, estivo negli armadi, così anche negli animali, specialmente negli uccelli che migrano, arriva l'autunno, se ne partono quelli che nidificano e arrivano quelli che svernano. Però normalmente, abitando vicino alla laguna, ci si sofferma su animali più grandi e in realtà si perde d'occhio tutto questo mondo dei passeriformi e oggi voi con questo tema mi avete dato proprio l'occasione per soffermarmi su questa cosa e per cui insomma vi racconto un po' in sintesi cosa succede, chi arriva e cosa succede fuori dalla nostra stanza dove stiamo in comfort zone, giusto per riprendersi dalla canzone precedente. Per cui c'è un mondo in una stanza ma c'è un mondo fuori. Cosa succede? Succede che con i primi freddi gli uccelli migrano, si sa, noi siamo spesso abituati a immaginare come migratori uccelli che fanno grandissimi viaggi o dalle grandi ali tipo le oche, tipo le gru. In realtà, come sapete, migrano anche gli uccellini piccoli e migrano anche da lunghe distanze, poi ne parleremo. Forse il vero segnale che stia arrivando l'autunno, l'inverno, è quando appare nei nostri giardini o nei giardini condominiali o lungo le strade o spesso anche nei posti di lavoro il pettirosso. È un animale che tutti conoscono e che tutti danno per scontato che ci sia. In realtà quando arriva primavera nessuno vede più i pettirossi perché i pettirossi tornano dove fanno il nido. È un uccello che normalmente vive in collina e in montagna, può anche nidificare in pianura, qualche volta qualche coppia si ferma a nidificare, però fondamentalmente è un uccello della montagna o della collina. E quando in montagna cominciano le sere a far veramente freddo, è evidente che tutta una serie di uccelli montani scende. Per cui il pettirosso è conosciuto da tutti. Quando arriva è tipico il fatto che è molto vocifero, perché canta, in realtà non è che sta cantando, ma quando prende possesso del suo giardino, cioè dove è abituato a svernare, perché normalmente sono animali molto abitudinari, deve sopportare l'individuo che sverna nel nostro giardino il passaggio di tutti gli altri pettirossi che sono di passaggio, e per cui questo che noi interpretiamo come un canto in realtà è un dire andatevene via, questo giardino è occupato, qui ci sono io. Per cui c'è questo ottobre che è molto chiassoso, specie quando arriva la sera, e poi questa cosa si calma con l'arrivo dell'inverno. Per cui il pettirosso è forse l'uccello più tipico. Ce n'è un altro che vive nei nostri giardini ma che vediamo poco, che è lo scricciolo, ed è un piccolissimo uccellino che vediamo poco perché sta sempre a terra, è capace di andare se nel nostro giardino abbiamo una cassetta di legno, è capace la notte di andare a dormire sotto la cassetta di legno, e per cui al nostro sguardo è piccolissimo, sfugge, ha una voce però decisamente particolare,
e per cui spesso lo sentiamo, magari non capiamo che è uno scricciolo, ma se abbiamo la pazienza di guardare i nostri giardini, come c'è il petirosso, vi assicuro che c'è anche lo scricciolo. Un altro animale, un altro uccello che ci dà il segnale che è arrivato l'autunno ed è arrivato è lo storno, perché si vedono questi gruppi grandissimi di migliaia di uccelli che volano nel cielo. Lo storno è sempre presente, ci sono delle coppie che sono presenti nelle nostre città o dove abitiamo sempre, ma questo numero si moltiplica delle volte in maniera enorme, esponenziale, con gruppi di storni enormi che le sere specie fanno questi voli particolarissimi e ci fanno ritornare a mente sì, sta arrivando l'autunno. E che riempiono anche le auto di... Sì, sono degli uccelli che raccolgono un bel po' di maledizioni, specialmente, come diceva Gianluigi, di chi magari ha la macchina completamente, perché magari vanno a mangiare l'uva, tornano e per cui le loro cacche sono anche belle colorate e per cui magari uno che si è appena lavato la macchina si trova questa sorpresina. Questi sono gli uccelli che normalmente noi identifichiamo come ecco è arrivato l'autunno. In realtà si muove un mondo, come diceva giustamente Rossella. Tra le più rappresentative è l'aumento di uccelli che ci sono già. Cioè noi spesso abbiamo le cinciallegre, magari abbiamo le cinciarelle, magari abbiamo i codibugnoli, che sono questi, sono della famiglia dei paridi, cioè dal punto di vista scientifico, ma sono degli uccelli conosciuti da tutti, molto molto attivi, molto chiassosi, da cui il nome cinciallegra. In realtà quando arriva l'inverno aumentano considerevolmente, perché ci sono tutti questi contingenti che arrivano anche da lontanissimo, per cui che arrivano anche da paesi molto lontani, poi ne parleremo di questo, che vanno a rimpinguare quelle che già ci sono. Per cui in realtà potremmo proprio parlare di un aumento della popolazione di passeriformi durante l'inverno. Un altro uccello tipico dell'autunno, perché quando comincia a far freddo in montagna arriva al 100%, è il fringuello. Il fringuello è un tipico uccello da bosco, da montagna, primi freddi, prime nevicate, prime gelate notturne, tutti i fringuelli prima scendono in collina e poi arrivano da noi. È un uccello molto comune, per cui ne arrivano tantissimi, chiassosi, stanno sugli alberi, ma mangiano a terra ed è per questo che si distinguono facilmente. Tante volte si va in campagna o anche nel giardino, vedi degli uccelli a terra che mangiano perché mangiano nel terreno e se guardi bene sono fringuelli inconfondibili. Il maschio ha dei bellissimi colori, ma tutti hanno una fascia bianca sull'ala. Assieme al fringuello, in realtà, questi che vengono chiamati frigillidi, c'è tutta una serie di cugini del fringuello enorme, per cui scendono i fringuelli, scendono i verdoni, quando fa freddo scende anche il fanello, che è fanello, è una specie di fringuello con dei colori molto tenui, ma con un bel petto rosso. E quando negli inverni più freddi scendono anche le peppole, la peppola non è un uccello delle nostre terre, è un uccello che fa un viaggio lunghissimo, molto simile al fringuello, ma se uno ha un binocolo guardando negli alberi che nel frattempo perdono le foglie, per cui gli uccelli sono molto più visibili durante l'inverno. Poi parleremo di come si possono osservare ed apprezzare. E poi con i freddi estremi arriva addirittura lo zigolo delle nevi. Lo zigolo delle nevi è un uccello proprio che fa viaggi lunghissimi, bellissimo perché è bianco e nero. Tutti questi uccelli che io cito, se uno non ha una guida, consiglio di andare su Google Immagini o sul web in generale, digitare questi nomi e li vedrete. E in realtà io quello che consiglio sempre: spendiamo tanti soldi, compratevi una guida sugli uccelli, che ce n'è una che costa sui 35 euro e c'ha tutti gli uccelli che vi servono per tutta la vita, non serve comprare tanti libri, si chiama Guida agli uccelli, è semplicissimo il nome, Guida agli uccelli d'Europa,
del Nord Africa e del vicino Oriente. Vuol dire che ci sono tutti e voi lo tenete lì sul comodino e quando vi serve vi dura una vita e non ha un costo enorme. È della Ricca Editore ed è la traduzione in italiano di una famosa guida internazionale che è il Peterson, per cui Guida agli uccelli d'Europa. Però oggi con la tecnologia, questo è sempre un discorso da boomer, perché con la tecnologia uno vede tranquillamente sul web. Dopo rifaccio un riassunto, perché poi mi sto avvicinando anche alla conclusione. Altro uccello tipico dell'inverno arriva il codirosso spazzacamino. Codirosso spazzacamino arriva, anche questo è un uccello che quando si va in montagna lo si vede un po' dappertutto, nidifica nei buchi, arriva in massa durante l'inverno e sta sui tetti delle nostre case. Perché? Perché sui tetti delle nostre case non c'è nessuno, e per cui sta tranquillissimo, lui sta tutto il giorno sul tetto e scende solamente quando deve mangiare. Per cui se vede del cibo scende a terra e mangia, se no se ne va sul tetto. Io penso che ogni condominio ha il suo codirosso spazzacamino sul tetto e è che non si vede. E da qui il nome, al di là che è nero, però e che ha la coda rossa, ma è spazzacamino perché sta veramente sul camino, cioè nel senso che sta lontano dai nostri occhi. Io abito in centro urbano nella terraferma veneziana e posso assicurarvi in un posto dove non ci sono tanti alberi, non c'è tanta biodiversità, ma il codirosso spazzacamino ogni anno io butto le briciole per terra ogni volta dove parcheggio la macchina e poi dalla finestra vedo cosa va a mangiare. E nonostante sia una strada, il codirosso spazzacamino c'è sempre. Se poi pensiamo, io parlo questi uccelli che ho citato, sono uccelli che si possono trovare in qualsiasi ambiente urbano durante l'inverno. Chi ha la fortuna di abitare in campagna, per cui avere delle zone limitrofe alla propria abitazione, con degli habitat più ricchi di vegetazione, ha anche la fortuna di vedere molti più uccelli. Per esempio voi che abitate, chi abita nelle zone del Cavallino, Tre Porti, che c'è anche zone umide, c'è del cannetto e c'è il migliarino di palude. Il migliarino di palude è uno zigolo che vive nei canneti, che anche nidifica da noi, ma quando arriva l'inverno c'è proprio una massa enorme di migliarini di palude che vengono a passare l'inverno nella laguna di Venezia. E altri uccelli che possono aggiungersi sono le ballerine bianche, anche quelle ci sono, però diventano molto di più d'inverno. Si aggiungono anche le ballerine gialle, che è il tipica ballerina di torrente, che sta dove l'acqua è molto più mossa e sta ad altitudini anche più alte, ma quando arriva l'inverno non disdegna di passarlo ad altezza zero. Poi man mano che arriva il freddo, con i freddi eccezionali, che non vediamo più tra l'altro, perché purtroppo sappiamo i problemi del nostro pianeta, ma ciclicamente arrivano uccelli proprio della montagna, come le cesene, che è un tordo molto grosso, o possono arrivare addirittura i corvi, che normalmente sono proprio uccelli di montagna e che difficilmente arrivano in pianura, o altri tipi di passeriformi. E le cesene sono della famiglia delle ghiandaie? No, sono proprio dei tordi. È un tordo ok. più grande, in dialetto chiamato gasanea, ma è un tordo molto bello, molto grosso. Parlava prima Rossella del fatto di alimentare gli uccelli. Questo è sempre una grossissima diatriba, se darli da mangiare o non darli da mangiare, perché volendo avere un approccio asettico nei confronti della natura, non dovremmo darli da mangiare, dovremmo che la natura faccia il suo corso e pertanto si fa freddo e se hanno fame e se qualcuno non riesce a procurarselo dovrebbe fare la fine che deve fare. Io credo che questa è una cosa che ha discrezione, che darli da mangiare non sia un peccato. L'importante è non esagerare, cioè cominciare a dar da mangiare agli uccelli nei mesi freddi e smettere quando comincia a cambiare il clima. Per cui assolutamente a marzo avere già tolto la mangiatoia. Questo perché sennò si rischia di viziare gli uccelli e
dal vantaggio di darli da mangiare allo svantaggio di, tra virgolette, drogarli o viziarli con del cibo. Aggiungo per concludere che questi uccelli fanno dei viaggi lunghissimi, che noi spesso immaginiamo che il petirosso di casa nostra scenda dalle montagne più vicine. Il nostro pensiero probabilmente è giusto, la maggior parte degli uccelli che noi vediamo vengono dalle zone più vicine, ma alcuni di loro fanno dei viaggi lunghissimi. Abbiamo trovato dei petirossi marcati con gli anelli, per cui ci dicono la loro provenienza. Ti sentiamo male, almeno io ti sento male. Finlandia o Svezia, e anche migliarini. Aspetta Alessandro, perché Alessandro, un attimo, ti sentiamo malissimo. C'è qualcosa che frigge. Il microfono, hai toccato qualcosa sul tuo microfono, Alessandro? Perché noi volevamo... Secondo me è un merlo. Perché noi volevamo anche sapere che mangiaretti dare a questi uccellini. Sì, è il microfono di Alessandro perché gliel'ho disattivato e non c'è più rumore. Infatti non c'è più neanche Alessandro. Va bene. Tagliamolo sulla nostra mongolfiera, perché avevo un Prova, paio di- aspetta, no. No, Alessandro ha il microfono, ha il microfono che ha qualche problema. Io te lo spengo e si sente bene. E tu lo accendi, si sente male. Va bene, io direi Alessandro lo salutiamo, così volevo chiedergli se questi uccellini sono cacciabili, visto che la caccia è ancora aperta. Vabbè, glielo chiederemo la prossima volta. E che qualche mattina sembra di stare in zona di guerra anche noi, da quanto sparano qua davanti. Vabbè, questo l'eterno problema di sempre. E abbiamo finito con questi discorsi? Vabbè, peccato per questa chiusura così brusca, ma insomma, casomai Alessandro tornerà con delle ricette per gli uccellini che vengono in inverno. Va bene, allora ascoltiamoci allora i discorsi di Comfort Zone. Discorsi. Ti ho visto piangere tra le mie mani ed ero invaso dal dubbio. Provo a volare senza avere le ali ed improvviso è già luglio, ma non la senti questa neve che si stampa su di noi? Non la senti questa neve? Tu che sorridi con i tuoi ideali e mi sembra così assurdo che esci di casa prima dei giornali e torni quando fa buio, ma non la senti questa neve che si stampa su di noi? Non la senti questa neve? Ma cosa vuol dire tenersi tutto dentro senza dire una parola e mettendosi d'impegno, ma lo so che in fondo non mi capirai. Annuisci per la noia, ma lo so che in fondo non mi capirai. E non mi è chiaro come ci siamo persi con così poche domande in quei discorsi complessi. E tutto sembra normale perché non la senti questa neve che si stampa su di noi? Non la sento questa neve. Ma cosa vuol dire tenersi tutto dentro senza dire una parola e fino all'esaurimento? Ma lo so che in fondo non mi capirai. Annuisci per la noia, ma lo so che in fondo non mi capirai. Insieme rideremo di quei giorni e ci riperderemo nei discorsi.
corsi, ma lo so che in fondo non mi capirai, ma lo so che in fondo tu mi capirai. I Comfort Zone che saranno ospiti fra un po' nei nostri microfoni di Radio Nostra nel Giro del Mondo in 80 giorni. Il nostro secondo ospite che si dividerà in tre questa sera. Abbiamo con noi Maurizio Nappa. Ciao Maurizio. Ah no, un attimo, scusate, scusami, avevo il microfono spento, quindi devi ripartire da te, sì. Vabbè, abbiamo Maurizio Allora, Nappa. riparto da zero, ma in un attimo, in un batter d'occhio, arrivo a Zurigo e abbiamo Maurizio Nappa con noi, il nostro appassionato di lettura, che ci racconta qualche libro che lo ha particolarmente colpito, dei tantissimi che riesce a leggere, e di questi libri parla anche nel suo blog, Puppets Blog. Parla anche di altre cose interessanti, quindi vale la pena anche di dare un occhio al blog. Benvenuto Maurizio. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, e adesso così ti abbiamo chiamato perché in questo periodo di doni, fra i doni belli che si possono fare, ci sono i libri. Forse sono fra i doni più belli, ecco. Sì, anche secondo me hanno anche dei vantaggi, non vanno in saldi, ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti. E certo c'è il rischio di regalare lo stesso libro 2 volte. Come si ovvia a questo rischio? Sì, se lo si regala a qualcun altro. No, al di là del fatto che è assolutamente lecito il riciclo, quello sì, ma per cercare di regalare dei titoli originali, secondo me basta guardare un po' le case editrici piccole. Non andare a concentrarsi sulle vetrine, su quello che c'è in vetrina, ma su quello che c'è in libreria e non è tanto pubblicizzato. Quindi quello che volevo proporvi stasera erano 3 titoli diversi, un saggio, un romanzo e un libro di racconti di 3 piccole case editrici che io sto regalando per Natale a parenti e amici. Quindi è quello che io sto facendo veramente. Nel blog ci sono molte informazioni su questi libri, ce ne sono chiaramente anche altri, però ecco, questi qua mi sono rimasti particolarmente impressi quest'anno e quindi li sto regalando per Natale. Partirei con il saggio. E noi ascoltiamo volentieri i tuoi suggerimenti. Grazie, partirei con il saggio che è edito da una piccola casa editrice napoletana che si chiama Tamu. È una casa editrice che pubblica libri relativi al femminismo, al neocolonialismo, all'ecologia, quindi molto presente sui temi attuali. E ha pubblicato il saggio della professoressa afroamericana Saidia Hartman che si intitola Perdi la madre. Perdi la madre è un saggio sulla schiavitù. Schiavitù, la professoressa ha sempre vissuto la sua condizione di donna nera afrodiscendente come un qualcosa di particolare che andava analizzato, che andava approfondito. E infatti lei si domanda, ma dov'è che gli uomini e le donne nere possono dirsi di casa? Abbiamo visto gli eventi degli ultimi anni negli Stati Uniti, ecco, non ce lo fanno considerare il paese proprio più tranquillo del mondo. Allo stesso tempo, come si vive in Africa il tema della schiavitù, che comunque ha condizionato 3 secoli di storia. Quindi lei scrive questo saggio partendo da una sua esperienza personale, un viaggio in Ghana. Lei va nella sua terra di origine, quindi percorre il viaggio all'incontrario della rotta degli schiavi e trascorre diverso tempo in Ghana, ricostruendo tutta la storia della schiavitù. Il vantaggio di questo modo di scrivere, quindi questo mescolare le sue esperienze personali di viaggio ma anche di famiglia, la sua infanzia, la sua adolescenza, mescolate alla storia quella con la S maiuscola, rendono la lettura del libro molto scorrevole
e allo stesso tempo fanno riflettere il lettore. Io per esempio non mi ero mai domandato come si sentono gli africani sul tema della schiavitù, perché è facile sentirsi vittime, però sappiamo anche che diversi africani furono in qualche modo complici di questa tratta delle persone. Non avevo mai riflettuto sul fatto che tutti gli afroamericani sanno per definizione di essere discendenti degli schiavi. Certo. E quindi sono dei punti di vista che mi erano estranei prima della lettura di questo libro e chiaramente mi fanno vedere le cose adesso con occhi diversi. E ripeto, è scritto in maniera molto scorrevole proprio per questo mix di saggio, storia personale. È un gioiellino, appunto, pubblicato da una piccola casa editrice, quindi non lo trovate nelle recensioni dei principali quotidiani o delle principali riviste, va un po' scoperto e appunto si tratta di Perdi la madre, edizioni Tamu, che io ho regalato ad alcuni amici. E grazie intanto per questa prima segnalazione, sì, sembra molto interessante. E devo dire che così viaggiando negli Stati Uniti ogni tanto mi veniva da pensare, no? Vedendo queste persone nere che magari alcuni anche sono persone che hanno posizioni di lavoro e anche sociali molto elevate, e pensavo, questi ce l'hanno fatta, ma con chissà quanti sacrifici, chissà quante durezze, chissà quante sofferenze sopportate, no? Perché comunque l'origine, credo nella stragrande maggioranza, è appunto da schiavi, insomma, quindi... E non è una storia di secoli e secoli fa, è una storia recente. Ecco, anche questa è una cosa che tendiamo a rimuovere, perché comunque va bene. È verissimo, sì, leggetelo, ecco, posso solo consigliarlo. Ok. Invece passando al romanzo, perché insomma poi a seconda degli amici si regala il libro che sembra più adatto, c'è un romanzo, anche qui c'è il Ghana, che si intitola Piccoli Mondi, l'editore è Atlantide, quindi un'altra piccola casa editrice, e l'autore è un giovane inglese di seconda generazione, quindi figlio di ghanesi, ma nato e cresciuto in Inghilterra, Caleb Azumah Nelson, e potremmo descrivere questo romanzo come un romanzo di formazione, se volessimo liquidarlo in maniera superficiale, ma in realtà è molto di più. Ci racconta 3 stati della vita dell'adolescente del 18enne Steven e della sua famiglia. Steven è un malato di musica, ama la musica più di ogni altra cosa e la musica accompagna tutto il romanzo, dalla prima all'ultima pagina. Quindi sicuramente è anche un romanzo musicale, nel senso che ha per protagonista la musica, ma va molto oltre questo, perché ci racconta la storia di Nelson, i suoi innamoramenti, la fine della scuola e quindi le decisioni che tutti abbiamo dovuto prima o poi affrontare, cosa fare dopo, cosa studiare, metterci a lavorare. Quindi tutto questo che è stato la storia di tutti noi a un certo punto, no? Della nostra giovinezza, abbiamo affrontato questi dubbi, questi dilemmi, con in più il discorso di essere un ragazzo di seconda generazione, quindi con il discorso delle origini, anche qui non c'è il razzismo che c'era nel libro precedente, ma c'è il discorso delle proprie origini da ritrovare, e quindi questo sentirsi estraneo quando si torna in Ghana, ma non completamente integrato quando si vive in Inghilterra. E anche il rapporto genitori-figli, che è molto forte, le incomprensioni, ma poi da parte di questo ragazzo c'è la voglia di comprendere le ragioni degli altri. E se per quanto riguarda il rapporto con la madre tutto questo è facile, nel rapporto col padre questo è molto più complicato. Quindi ci sono dei silenzi, ci sono dei conflitti, ci si ritrova, come dire, si litiga, ci si ritrova. E anche questo, insomma, è un po' un piccolo mondo che molti di noi hanno vissuto, magari in maniera meno traumatica, magari in maniera
più soft, però parliamo di comunque insomma di esperienze di vita vissuta, e quindi in questo libro ci si ritrova tantissimo. Ecco, un po' ritornano i 20 anni di tanti di noi, quindi con i dilemmi, cosa fare, cosa aspettarsi dal futuro, come costruire il nostro futuro. Qualche errore, che sono anche errori necessari a quell'età, no? Servono a crescere. Per crescere. Sì, gli innamoramenti, e quindi ecco, è un libro anche questo regalato a molti amici e anche a qualche parente, perché insomma è sicuramente un romanzo originale per il mix di tutte queste cose che non sono originali di per sé, ma le ha mescolate talmente bene l'autore che rende il romanzo veramente, veramente, veramente originale. Non è triste, nonostante alcuni temi possano essere tristi, lo sono decisamente, ma il romanzo in sé non è triste, quindi ecco qua, Piccoli mondi per chi fosse interessato a un romanzo. Bene, allora io Benissimo. direi, prima di passare al prossimo libro, di ascoltarci un brano dei Comfort Zone, visto che si parlava di musica, la musica non c'è. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te e 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai calmare, e tu che sai colmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Vorrei farti 100 cose ma non so da dove iniziare, ti vorrei viziare. Bella che non ti va di ballare, ma bella che se balli le altre ti guardano male, che c'hai sempre qualcosa da insegnare. Mi metti in crisi in questo testo, non ti riesco a disegnare. Vorrei portarti al mare, anzi portarti al mare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. E in fondo tutto quello che volevo, lo volevo con te. E sembra stupido ma ci credevo, e ci credevi anche te. E non è facile trovarsi mai, oh mai, oh mai. E tu mi dici meglio se ora vai, ormai è tardi. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza, io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma ho una scuola di danza nello stomaco. E balla senza musica con te. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. Tu sei bella che la musica non c'è. Sei bella che la musica non c'è. La musica non c'è, una cover dei Comfort Zone che avremo fra poco ospiti, e ritorniamo con
i regali che fa Maurizio Nappa ai suoi parenti, che ci suggerisce per anche noi altrettanto seguirlo in questa pratica natalizia. Sì, vi propongo anche un libro di racconti, così per cambiare genere. Questa volta è un libro italiano, è un autore che ha avuto molto successo negli ultimi anni, ha cominciato a scrivere, ha sempre scritto, però insomma il successo è arrivato in età matura. Sto parlando di Ezio Sinigaglia e il titolo del libro di racconti è L'amore al fiume, con sottotitolo E altri amori corti, di un'altra casa editrice napoletana, Vogtech. E qui siamo in pieno servizio militare, siamo nell'Italia di qualche decennio fa, un tempo indefinito di qualche decennio fa, in un campo estivo di bersaglieri. E sono in un piccolo paese, quindi praticamente isolato, non c'è nessuno attorno e ci sono c'è il caldo che si fa sentire, c'è l'incertezza dei 20 anni, ci sono delle pulsioni sessuali, ci sono degli innamoramenti, è tutto corto, è tutto breve, come breve sarà alla fine il servizio militare. Però ecco, sono 6 racconti, alcuni molto, diciamo, da un erotismo molto spinto, altri assolutamente niente erotismo, ci sono equivoci, ci sono innamoramenti, ci sono, come dire, sperimentazioni per quanto riguarda il sesso. È un libro molto leggero nel senso di lieve, non nel senso di superficiale. Quindi si legge con piacere, non ci sono angosce, non ci sono, mentre i libri che vi ho presentato prima presentano comunque dei temi profondi che possono far riflettere, anche magari come dire, creare qualche momento di tristezza. In questo caso non c'è assolutamente tristezza, c'è però uno spaccato dell'Italia che fu. L'autore si concentra, per esempio, nella descrizione dei personaggi, si concentra molto sulle diverse provenienze dei personaggi, non solo geografiche, e quindi usa molto il dialetto, i vari dialetti regionali, sia del nord che del sud, ma anche le diversità di ceto sociale, quindi l'approccio verso certi temi di persone che hanno storie diverse, che hanno provenienze diverse, vissuti diversi. Tutto questo si intreccia in questo periodo del servizio militare, che poi insomma alla fine era questo, si veniva veramente a contatto con persone molto diverse da noi. E escono fuori, ecco, 6 racconti molto gradevoli per regalare un po' di leggerezza, ma ripeto, non nel senso di superficialità, nel senso positivo del termine. Quindi sì, questo, ma anche gli altri libri di Sinigaglia sono assolutamente consigliabili, perché sono veramente ben scritti. C'è cura nella ricerca della parola, anche il dialetto è ricercato, si usano le parole giuste nei diversi dialetti, quindi insomma è un piacere leggerlo, quindi per qualche ora di evasione e leggerezza. E ne abbiamo bisogno davvero in questo momento, va bene. Allora, grazie Maurizio, saranno felici coloro che, in inglese c'è una bella parola per dire la persona che riceve il dono, noi abbiamo una frase lunghissima, va bene, ma anche adesso molte altre persone che potranno accogliere i tuoi suggerimenti e tra l'altro molto vari. Grazie per la scelta variata, così insomma, possiamo pensare a persone diverse. Grazie a voi e auguro a tutti buone feste. E buone letture. Prendi nota per noi. Certo. Bene. Ciao Maurizio, grazie mille, a presto. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. Volevo dirti tante cose, ma non so da dove Ciao. iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame, mettermi fra te e 100 lame mentre cerco. Ormai è un po' che fingiamo che vada tutto bene, ma non ci siamo mai guardati negli occhi. La TV rimane accesa per coprire il silenzio che c'è. È ancora questo amore.
ci conosciamo, se pensi sia tutto cambiato, se pensi siano 1000 discorsi, siano 1000 rimorsi, non li sento più, ma non ci conosciamo, seduti sullo stesso divano, ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento, tu che non trovi Speriamo che parole arrivino. neanche davanti a un bicchiere di vino, io che non l'ho mai amato adesso mi ci perdo e rido e cerco di afferrarti mentre fuggi nel letto, di guardarti un momento, ma il cuscino che ci dividevamo ora ci divide. Abbiamo provato di tutto, creato, distrutto, un calendario fermo da mesi, come quei due che siamo, solo io e te, mentre crollano le pareti non chiediamoci perché, i palazzi stanno in piedi, siamo solo io e te, spogli dei nostri segreti, fra questi pensieri, ma non ci conosciamo, se pensi sia tutto cambiato, se pensi siano 1000 discorsi, siano 1000 rimorsi, non li sento più, ma non ci conosciamo, seduti sullo stesso divano, ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento, ormai è un po' che fingiamo che vada tutto bene, ma non ci siamo mai guardati negli occhi. Ma non ci siamo mai guardati negli occhi. Ma non ci siamo mai guardati negli occhi. È un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma se mi guardi negli occhi, è un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma se ti guardo negli occhi, è un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma se mi guardi. È un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma se mi guardi negli occhi, è un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma se mi guardi negli occhi, è un po' che fingiamo sullo stesso divano, ma non ci conosciamo, seduti sullo stesso divano, ci guardiamo per sbaglio e tutto questo rumore non lo sento più. Giovanissimo. Sì, eccoci, eccoci. Ciao, buonasera. Sì, siamo tutti. Sì, sì. Fatevi vedere, fatevi vedere. È che è un po' buio, ci proviamo. Eccoci.
No, no. Sì, quelli che abbiamo messo su YouTube. No, no, siamo in un altro posto. Sì, sì, molti sono molto posti. Sì, ma ora sì. Mhm. Sì, sì, Prima del abbastanza Covid. prima del Covid. Cioè, sì, prima. Sì, eravamo in secondo liceo tutti quanti, quindi avevamo 15 anni, 16 anni. Sì. In realtà sì, cioè, abbiamo scritto. Sì, sì. Allora, noi facciamo brani nostri da praticamente sempre. Ciao, io sono Alessandro, il bassista. No, piacere. Noi facciamo brani nostri da sempre, cioè il progetto ha sempre avuto come impronta quello di fare musica originale. Però chiaramente, insomma, c'è stata un'evoluzione nel nostro sound e nella nostra scrittura che ci ha portato a essere quello che poi state ascoltando ora con Negli Occhi e quello che siamo ora, diciamo più avanti dopo il Covid. Però sì, anche prima facevamo brani nostri, da sempre, da quando da quando siamo tutti quanti parte di questo gruppo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie mille, grazie. Grazie. No, No. scuole diverse. Scuole diverse, però stessa scuola di musica praticamente, a parte Lorenzo, che è il chitarrista, stavamo tutti quanti, Che è un tutti noi chitarrista. altri stavamo alla stessa scuola di musica. Abbiamo messo la luce. Sì, sì. Lorenzo, Dove sei? Proprio Eccolo. lui. Quindi ci siamo conosciuti lì. Lorenzo, eccolo. Sì. Sì. Determinazione, Sì. 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 Ce lo siamo ricordati. Ce lo ricordiamo. Sì, Mhm. subito prima. Sì, mi sembra a maggio. Sì, però insomma... Parla per te, parla per te. Sì. Sì, esattamente Disco questo. ridotto, sì. Diciamo un piccolo disco. Un piccolo disco, chiaramente ha delle modalità diverse anche nelle scritture, eccetera, però insomma è un mini disco. Ormai di questi tempi, insomma, è tutto... Sì. Sì. Ma tu parli del Medioevo, vabbè. Mhm. Beh,
è meglio di quello che pensavamo in realtà. Sì, non stanno andando male. bene. Sì, per ora cioè, insomma, Non c'è a male. livello di ascolti va bene, ma chiaramente per quello che ci interessa è l'interazione, cioè a noi ci interessa più che il nostro lavoro piaccia alle persone che lo ascoltano più di quanti poi sono effettivamente ad ascoltarlo. Quindi in realtà poi le stream, soprattutto insomma, di questi tempi, sono un numero. Adesso a noi ci interessa l'interazione, poi quello che ci dicono le persone che ascoltano i nostri brani. E devo dire che i feedback sono molto, molto positivi, quindi siamo contenti. Ascolta, Quindi riuscite comunque ad avere un riscontro, un feedback appunto dai vostri ascoltatori? Come vi scrivono? Come funziona sui social? Com'è? Sì, sui social, attraverso Instagram. Beh, qualcuno anche viene anche a principalmente. sentirci live e Qualcuno, sì, sì. gli riscontri a voce. Ecco. Ah. Quindi fate abbastanza serate così? Vai. In questo momento abbiamo in programma il nostro release, la serata di presentazione dell'EP al Wishlist a Roma il 27 gennaio, quindi poi vabbè uscirà tutto ufficialmente, però insomma, quindi in questo momento siamo focusati su quella serata. E per il resto abbiamo suonato al Quid e insomma poi noi ci seguiamo anche per strada, quindi insomma ci sono un sacco di realtà in cui poterci ascoltare. allora, voi gravitate nella zona di Roma? Sì, in generale sì, Eh. però diciamo che i live li abbiamo fatti, li possiamo fare anche fuori. Abbiamo però... fatto anche vari contest, abbiamo fatto il Lavagna Basking Contest che sta in Liguria. In Liguria, sì, siamo andati in Liguria. L'estate scorsa abbiamo suonato anche in Campania, insomma, dai, Sì, dai. Roma e dintorni. Esatto. Allora io secondo il mio, così, la mia impronta, chiederei se avete qualcuno di un passato più o meno recente o anche di un passato molto lontano che vi ispira o che considerate in qualche modo un maestro da ammirare, non dico insomma che in qualche modo vi ispira o che ammirate in un modo che dite beh mi piacerebbe proprio riuscire a fare delle cose così grandi come ha fatto questo musicista o questa musicista. A livello artistico abbiamo gusti molto diversi, cioè abbiamo gusti differenti tutti quanti, ascoltiamo tutti e 5 musiche dei generi più disparati. Però sì, ci sono degli artisti in comune fra i nostri ascolti e ci sono tanti riferimenti, ecco. Forse si sente anche dalla musica appunto che scriviamo, ci sono tante influenze, sì. Allora, ascoltate, ho visto che gli autori siete tutti voi gli autori. Come nasce una canzone vostra? Diciamo che in generale io e Alessandro, che è il bassista, scriviamo i testi delle canzoni, quindi prima si parte dal testo e poi appunto ci costruiamo sopra tutto l'arrangiamento e lo facciamo tutti insieme, ci riuniamo nella sala prove e vediamo insomma la forma migliore per esprimere quel pezzo. Quindi insomma appunto per questo il lavoro è diciamo fatto da tutti quanti, cioè la canzone viene costruita da tutti quanti. Certo. E più o meno una canzone, vabbè, dipende, no? Riuscite a farla chi magari in un giorno, altre in settimana. Dipende, sì, esatto. Sicuramente un pezzo l'abbiamo scritto in un giorno e un altro l'abbiamo scritto in 2 mesi. Dipende. A livello artistico è sempre difficile. Sì, esatto. E ascoltate, i vostri fans, ne avete in giro, vi seguono? I nostri Fans. Fan. Ah, okay. Questo boomer qua. I nostri fan. Allora, sì, abbiamo delle persone che ci seguono anche da abbastanza tanto tempo, diciamo. Gente che ci è venuta a sentire addirittura per strada un paio di estati fa e poi adesso ci continua a seguire. Quindi queste sono cose bellissime perché ti dimostrano quanto c'è anche l'affetto, no? Alla fine. Però anche altre persone che insomma ci vengono a sentire per caso
abbiamo avuto il piacere di conoscerle e appunto di farle diventare in un qualche modo come degli amici che ci seguono praticamente sempre. Bello, complimenti. Sì. Vuol dire che ve lo meritate e quindi Grazie mille. devo dire che mi piace tantissimo il nome del vostro gruppo. Grazie, è la prima persona che... volta che succede. No, davvero? Sono emozionato. E chi è che ha avuto l'idea del nome? È uscita così? Era un po' disperati perché non si trovava un nome, poi insomma pure Ma in realtà è uscito un bel po' di tempo fa ormai, dai, siamo quasi a un paio d'anni, un annetto e mezzo. E prima avevamo un altro nome, poi una fase non avevamo nome, quindi... Però ecco, è uscito, non ricordo esattamente, insomma, ma anche con il management ci è uscito fuori questo concetto appunto della zona di comfort, eccetera, anche con, se non sbaglio, era tipo l'abbreviazione CZ, insomma, come diciamo graficamente parlando poteva essere interessante. Certo. Quindi ci siamo trovati in questo nome e poi è rimasto così. Lo tenete devo dello dire che ci ha stretto. Sì, assolutamente. Vabbè, ormai siamo usciti così, quindi il progetto è Ormai assolutamente questo. siamo la comfort zone. Sì, siamo soddisfatti e contenti di esserlo. Quindi. Ascoltate, di questi 6 brani di cui è composto questo EP, avete un brano che proprio vi piace, oppure c'è qualcuno di voi che dice questo è il mio brano preferito, ho messo l'anima, non lo so. Sì. Abbiamo tutti in realtà delle preferenze diverse. Sì, ma immagino per quello. Però negli occhi, quindi diciamo il secondo singolo che è uscito, che dovrebbe essere il quarto nell'ordine dell'EP, sì, esatto. È sicuramente quello che ci soddisfa di più anche dal punto di vista dell'arrangiamento, è quello che quando lo ascoltiamo siamo convinti insomma del lavoro che abbiamo fatto, anche il testo, poi anche gli apprezzamenti che abbiamo ricevuto. Sì. È il brano che portiamo sempre, dobbiamo fare un concorso, dobbiamo fare una serata con un brano solo, quindi sì, rende molto bene live il singolo apposta. Per questo avete fatto anche il video. Esatto. È il nostro brano, il nostro brano di riferimento in questa fase. Infatti io avevo una domanda sui video che sono passati adesso, che poi noi li possiamo vedere nel podcast di Radio Nostra. Ho visto che ci sono alcune copertine e alcuni video che richiamano in qualche modo la scatola, in alcuni casi, la terrazza, dei luoghi, quindi delle zone di comfort, quasi a delimitare il vostro nome di battaglia, quasi come dire... Voi siete all'interno di qualcosa ancora in germinazione, non so se si può dire così, e state guardando il mondo là fuori che con i suoi sviluppi e le sue dinamiche. E chi sceglie questi video? Quando vi mettete in mente di fare questa canzone, siete voi che suggerite queste panoramiche? Sì, certo. La copertina dell'album in sé, dell'EP, l'abbiamo ordinata noi, tra virgolette. Cioè l'abbiamo pensata sulla base di appunto determinati messaggi che può trasmettere l'intero progetto e l'abbiamo chiesta così e un grafico ce l'ha realizzata. Cioè abbiamo preso una parola chiave per ogni pezzo, di ogni pezzo, e ci abbiamo costruito sopra un'immagine e l'abbiamo proprio letteralmente disegnata sulla lavagnetta nella nostra sala prove e poi l'abbiamo insomma affidata a un grafico che ci ha reso l'idea un po' meglio, che ha reso l'idea concreta. Sì, ma l'ha resa più commerciale, certo. E invece per i video? Insomma, poi anche per esempio appunto per i video noi abbiamo voluto dare a questo lavoro un'impronta basata molto sulla quotidianità, quindi sui luoghi che le persone vivono quotidianamente, quindi appunto il divano, la televisione, e poi insomma sì, certo, chiaramente le scelte come per esempio la terrazza, insomma nei video che ci sono su YouTube, poi sono dovute
anche una questione, diciamo, Logistica. Pratica. Però, ecco, sicuramente questo EP mette in risalto gli aspetti quotidiani del nostro vivere e i nostri stati d'animo nel momento in cui ci troviamo avvolti in questa quotidianità. Quindi la scelta dei luoghi c'entra moltissimo con questo concetto su cui poi si fonda anche a livello testuale proprio il lavoro. Complimenti, bellissimi video, io ho avuto modo di vederli mentre passavano in questo momento in diretta, però poi li possiamo riguardare. Grandi, bravi. E poi i video sul terrazzo in realtà sono praticamente interamente autoprodotti, cioè li abbiamo fatti noi, sia la presa audio che il video vero e proprio, sono dei video live che sono stati fatti sul momento e poi montati. Beh, devo dire invece che il video di Negli Occhi è un video, diciamo, più professionale. certo. Sì. Però anche quelle della terrazza, insomma, l'audio è molto buono, Sono molto insomma, interessanti, sì. Sì, lì poi portavamo anche, cioè, il format in acustico, che sarebbe quello esatto, sì. il modo in cui suoniamo per strada ai fori, insomma. No, ma infatti Era anche un periodo diverso, dovevamo andare al programma televisivo, Sì. quindi erano mirati in un certo modo. Vabbè, certo. Complimenti ancora. Allora, voi avete ovviamente tutti i social? No, quello per i vecchi ho visto che non ci sia. Facebook. Esatto. Ci manca risolvere. Facebook lo metteremo. lo faremo al più presto. Dai, fatelo anche per noi Per i boomer. Allora, ci siete Sicuramente tutti? Instagram Dimmi. è la pagina, diciamo, ufficiale per il momento, quella in cui mettiamo tutto quanto, diciamo, annunciamo tutto, insomma, è tutto lì. E niente, per ascoltarvi su Spotify, su tutte le varie piattaforme, no? Esatto. E sul vostro canale YouTube, che insomma è godibile. Sì, soprattutto per chi non ha le piattaforme streaming più quotate, si può vedere e sentire i pezzi. Sì, c'è Spotify su insomma. YouTube. Si può dire Spotify, sì. Sì, si può dire, sì. In questa radio si può dire tutto. Sì. Dopo non possiamo mettere tutto perché a volte ci bloccano, YouTube ci blocca l'audio di qualche musica che ha il copyright, ma Copyright, sì. esatto. Tutti facciamo i conti col copyright. Sì, purtroppo sì. Anche i nostri stessi pezzi. Va bene ragazzi, grazie per la vostra musica. Noi ogni tanto nel nostro programma, che lo facciamo ogni martedì, ci metteremo ogni tanto anche qualche brano vostro, sempre, e via così. Aspettiamo i vostri prossimi lavori. Grazie mille. Grazie. E allora adesso ci ascoltiamo Determinazione, il brano di quest'estate in pratica. Esattamente. Sì. Ciao. Va bene, ciao. Ciao, grazie. Grazie. È vero, so dove andare No, aspetta. per starti più vicino senza fare, starti più vicino senza fare. So che si può dimenticare e starti più vicino senza fare, starti più vicino senza farti male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi male. Avere voglia di farsi, ed è vero che si può imparare a starti più vicino senza fare, starti più vicino senza fare. Ma come si può agire senza sbagliare mai? Mi fiderei di me se imparassi a starti più vicino senza farti male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un temporale. A 100 all'ora sopra un fuoristrada, avere voglia di farsi male. Da fuori sembri il sole, ma so che dentro è un
soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone e soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone e soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone e soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone e soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere questa canzone e soffrire con determinazione fino a perdere la voce, fino a perdere la voglia di scrivere. Bene, determinazione dei Comfort Zone, l'abbiamo ascoltato, ora ci colleghiamo con una sala prove al Cavallino perché sabato prossimo ci sarà un concerto. Adesso sentiamo tutto dalle parole di Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Gianluigi. Allora raccontaci cosa state facendo. Allora, noi stiamo organizzando questo concerto da un'idea di Carlo Santin, dal Pippo, per ricordare un nostro caro amico scomparso, e da 3 mesi varie band che anche non suonano da più di 30 anni, anche qualche band, si sono messi a provare a fare delle canzoni per questo concerto che appunto verrà sabato al Cormorano di Cassano. E stiamo provando un po' di canzoni per questa serata. Poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Allora, dico. aspetta, una serata che, cioè, non siete solo voi, cioè ci sono 1, 2, 3, 4, 5 gruppi che suonano, no? 5 gruppi, i Sintacta, che sono stati una band molto importante per Andrea, di cui faceva parte anche Alessio qui presente. Poi ci sono naturalmente i Crane, la prima band di Andrea, quella con cui Quella sono quando nati erano bimbi. musicalmente. Praticamente sì, a fine anni 70 praticamente. Gli Instablish, che è stata la mia prima band negli anni 80-90. Poi ci sarà una nuova band che è nata lo scorso anno, i Country Bass, e altra gente come Igor che ha collaborato anche con Andrea in vari progetti musicali negli anni. Quindi tutta gente che ha collaborato e amici di Andrea. Con Andrea Vanin, che lui cosa suonava? Andrea suonava la batteria, era un batterista molto molto bravo, sì. E così. Vabbè, allora il 16 dicembre 20 e 30 presso la Sala Cormorano, ci sono ancora posti? Perché Sì, sembra che ci sia un... ci sono ancora una trentina di posti. Ah, beh, dai. Stiamo andando molto bene con le prenotazioni. Allora, l'ingresso Quindi è... Prenotate, adesso qui Sì, dimmi. vedete il numero che l'ho messo in video, c'è il numero di Alessandro. Prenotate questi altri posti. Dicevo, l'ingresso è gratuito, vero? Sì, ingresso gratuito. Naturalmente Però... chi vorrà fare un'offerta andrà in beneficenza alla Croce Verde e a Bastianello, che poi verranno chiamati dopo il concerto, e comunque l'entrata è gratuita. Dalle 8 di sera l'entrata al teatro è gratuita. E sì, si può entrare. Ascolta il titolo, Il mio onore schioppa 3 petardi, il mio onore. Il mio onore schioppa 3 petardi è una poesia che era attaccata ad un quadretto a casa di Andrea, una poesia che credo, adesso di questo parlerà Carlo Santin, che racconterà in qualche momento durante il cambio delle band, racconterà degli aneddoti, e tra cui ci sarà anche l'aneddoto e la spiegazione di questo Il mio onore schioppa 3 petardi, che era una poesia scritta da loro. Ah, ok.
Va bene. Allora, dovremmo fare anche noi la diretta, per chi non trova posto può seguire questo concerto sul canale di Radio Nostra di YouTube. E niente, allora ci vediamo sabato. Sì, a sabato tutti quelli che vogliono partecipare chiamino pure, io ho la lista dei contatti, ci saranno ancora 30 posti disponibili più o meno. Sì. Va bene. Quindi chiamate pure. Buon concerto allora. Grazie, vi aspetto tutti quanti. Certo, noi ci saremo. Io vi guardo da lontano perché mi trovo a Liegi, però vengo su YouTube, ok? Anzi, Gianluigi, poi metti... Certo, dopo mettiamo il link, okay. sì, e quindi lo puoi vedere da Liegi anche tu. Grazie per l'opportunità. Grazie a voi. Bene, grazie Alessandro, grazie. Ciao da tutti noi. Ciao, grazie, ciao e buone sabato. prove, ultime prove. Grazie, ciao. Lui la guardava di traverso e non prova un briciolo di risentimento. Giocare da grandi a fare i bambini, ma il riflesso nell'acqua e il loro sguardo si è spento. La gente fa vedere la sua parte migliore, lì dentro quel solito bar di quartiere con le occhiaie da panda. Lui che si alza, gli occhi addosso di tutta la stanza. Ma dimmi se lo senti anche tu, questo senso di vuoto. In un posacenere di marmo bruciano dei Marlboro. Ma dimmi se lo senti anche tu, che stiamo meglio da soli. Fra lampione del traffico in centro, il cielo sereno aspettava soltanto noi due. Il cielo sereno aspettava soltanto noi due. Il cielo sereno aspettava soltanto noi. Cosa ci resta da fare? Continui ad andartene, sbatti le porte. Parliamoci chiaro, per una volta sei felice davvero, ora che è tutto cambiato. E dimmi cosa provi mentre tocchiamo il fondo. Discutere per ore senza arrivare al punto. Con l'occhiaio da panda la voce si alza. Ricominciamo per poi sbagliare ancora. Dimmi se lo senti anche tu, questo senso di vuoto. In un posacenere di marmo bruciano dei Marlboro. Ma dimmi se lo senti anche tu, che stiamo meglio da soli. Fra lampioni di traffico in centro, il cielo sereno aspettava soltanto noi due. Il cielo sereno aspettava soltanto noi due. Il cielo sereno aspettava soltanto noi. Il cielo sereno aspettava soltanto. Ma dimmi se lo senti anche tu, questo senso di vuoto. In un posacenere di marmo bruciano dei Marlboro. E dimmi se lo senti anche tu, che stiamo meglio da soli. Fra lampioni di traffico in centro, il cielo sereno aspettava soltanto noi. Bene, i Comfort Zone, questo era l'ultimo brano del loro EP uscito 3 giorni fa. Rossella, Omar, abbiamo finito, mi pare. Non No. abbiamo finito. Non abbiamo finito, però non ho il... Abbiamo un messaggio in bottiglia o no? Abbiamo. però adesso ci metto un altro brano perché devo caricarlo. Allora, abbiamo ascoltato i vari gruppi, ascoltiamo un altro brano sempre dei Comfort Zone. Mettiamo questa versione acustica di Uma. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can sit through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie. Don't pray for forgiveness for making you cry. For making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got a real problem. Some people light up love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror and what do you see? Do you see the clear or are you deceived? And what you believe? I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Some people light up love. Some people think I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. And you should go looking somewhere higher. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Bene, questa era una cover Human. Allora avevamo il nostro messaggio in bottiglia di Sami e Rossella, l'abbiamo ricevuto? L'abbiamo ricevuto qualche giorno fa, dopo un silenzio di diversi giorni, e Sami era all'inizio, insomma, fino al 7 ottobre era a Gaza City, ha subito obbedito all'ordine di sfollare a sud e quindi si è spostato a Khan Yunis, che è la città del sud che doveva essere una zona sicura. I giorni scorsi è stata attaccata molto pesantemente e quindi si è spostato con la famiglia, un bambino di 12 anni, sulla costa. Però anche la costa adesso viene bombardata pesantemente, così come viene bombardata pesantemente la zona intorno al valico di Rafah, dove si stanno affollando tantissime persone. Teniamo presente che su 2.300.000 abitanti di Gaza, 1,8 milioni sono sfollati in condizioni inverosimili. In questi 2 mesi e passa di guerra sono entrati i camion con gli aiuti che normalmente, con le merci che normalmente entrano in un giorno. In un giorno entrano 500 camion a Gaza, di norma entravano. E quindi infatti Sami poi ha mandato questo messaggio abbastanza approvato, come sentiremo, e poi mi ha scritto solo un paio di giorni dopo, gli ho scritto ma si trova cibo, e lui mi ha scritto no, perché non entra niente, quindi anche chi ancora ha dei soldi non può comprare niente, non arrivano gli aiuti umanitari, non arriva niente. L'idea era di aprire un secondo valico, ma sono giorni che se ne parla e non sta succedendo assolutamente niente. L'unica cosa che conforta forse un pochino è che anche Biden sta cominciando a stancarsi, anche se insomma finora è stato molto dalla parte
non di Israele, cioè precisiamo sempre, il problema non è essere dalla parte di Israele, ovviamente tutti siamo dalla parte di tutti i cittadini, il problema è essere con un governo che si sta rivelando molto fallimentare anche nelle scelte interne, c'è un'opposizione molto forte anche in Israele e quindi... però per il momento, insomma, il capo dell'ONU ha parlato di catastrofe umanitaria tantissime volte in questi ultimi giorni. Va bene, ascoltiamoci il messaggio, vediamo se parte. La situazione qui a Khan Younis soprattutto è molto gravissima, soprattutto quando sono entrati gli israeliani, sono entrati soprattutto la parte est di Khan Younis e hanno distrutto tutto, hanno ucciso tante persone. C'era anche una scuola dove c'aveva anche i miei nipoti, tutti quanti, ci hanno sparato a quella scuola, erano quasi 10.000 persone che hanno ucciso nella scuola, hanno fatto un massacro, sono una scuola dell'UNRWA anche, e l'UNRWA non sta denunciando niente perché sono uccise 40 persone dentro questa scuola che si trova a zona Maen, e ci sono anche io, ho perso 2 nipoti, 4 feriti, tante quante. Poi ci hanno fatto uscire tutta la gente dalle 5 del mattino e tutti siamo, perché anche ho preso una casa mia e hanno stato sopra la casa mia e ci hanno distrutto tutto intorno e c'è saltato il cecchino sulla casa e qui ci hanno fatto tutti uscire via, a camminare più, eravamo più, diciamo, minimo era 50.000 persone che abbiamo camminato da Khan Younis fino a Rafah su quasi 14 km a piedi e la gente tutto quanto, nessuno ci aveva niente, soltanto quello che ci aveva addosso, e la gente è stata dopo arrivata a Rafah e a Rafah praticamente non ci sono un buco dove la gente per restarsi perché era già pieno da quelli che sono stati sfollati di Gaza del nord. E dopo la gente hanno cominciato, uscito, c'è il sole, la gente hanno cominciato a fare le baracche, dentro le baracche hanno cominciato a comprare la plastica, il nylon con 2 assi di legno per fare una baracca per proteggere, perché anche questa baracca è fatta di nylon, di plastica, se piove il tetto sarà dopo una vasca. E qui purtroppo, diciamo anche, non so, perché non esistono organizzazioni internazionali, perché sono tutti di merda, soprattutto anche la Croce Rossa non sta facendo un cavolo, non aiuta la gente, stanno lì nel loro gibbone, hanno preso una villa sul mare, stavano lì tranquilli, si muovono soltanto dalle 10 di mattina fino alle 2 pomeriggio e poi dopo mettono le macchine, c'erano una ventina di gibboni, stanno lì tranquilli, non fanno un cavolo, non ci sono tendini, non intervengono. Poi l'UNRWA va bene, ci arrivano gli aiuti, le fa pochissimo anche intervento, perché la gente qui c'è la fame, sì, comincia la gente a morire di fame o scapparsi, perché io ci ho preso praticamente dopo siamo andati al giorno del mare lì a Rafah, ho preso una piccola stanza 4x4, dentro siamo 40 persone, dice praticamente anche l'affitto altissimo, abbiamo preso la casa, una l'abbiamo trovata a 2000 shekel, ci sono le altre, poi dopo la plastica, poi dopo un tonno ho comprato dalla plastica, ma praticamente non c'è acqua, problema di acqua, perché andare in bagno è praticamente un lusso, perché se anche siamo in zone agricole non c'è l'acqua perché non c'è la corrente e non c'è il sole per fare funzionare anche l'energia solare. Siamo qui c'è stato un disastro praticamente diciamo immaginabile, non è più di terremoto, non è più da un vulcano, ti immagini qui siamo diventati quasi 2.200.000, siamo sfollati, tutta la Sicilia di Gaza sono tutti sfollati. Nella zona del sud, metà di Khan Younis è stata presa dagli israeliani, l'altra metà ci sono praticamente ammassate la gente, poi quelli che stavano prima sono tutti venuti a Rafah. Ci sono anche posti lì a Rafah, ai fine, vicino al confine egiziano dalla parte palestina, ci sono le dune, possono anche
in 2 giornate, se le vogliono fare per spianare il terreno, anche possono montare delle tende, però non c'è intervento dalla Croce Rossa, perché non lo so quando, perché tutto il mondo, anche voi, Italia, c'è praticamente cooperazione italiana, o anche l'altro paese pagano questi soldi per quelle praticamente stronze dalla Mezzaluna e dalla Croce Rossa, perché non stanno facendo un cavolo, dicono ce l'hanno il tendone, però Hamas dice non lo fa loro, no, sono bugiarde, perché Hamas non esiste qui a Gaza, non c'entra niente, e non mai praticamente, perché non contro queste, perché almeno la gente voglia stare, perché qui la gente ha fame, cosa vuoi che ci raccontiamo? C'è la miseria totale, perché oggi praticamente da 3 giorni non ho collegamento, perché oggi per avere collegamento per parlare con voi sono fatto altre 4 ore di cammino per arrivare a un amico che conosco a Rafah, che praticamente per avere praticamente da stamattina aspettavo tornare l'internet, o abbiamo caricato una piccola batteria per far funzionare il router o avere internet. Ci sono tanta gente che stanno proprio, diciamo, zero, non hanno proprio un NIS, un shekel a comprare, perché entrano, aiuto, non sa dove andarsi o si scappavano, perché c'è una corruzione totale sia dell'UNRWA che dalla Croce Rossa, perché non fanno il loro lavoro. Noi denunciamo queste cose perché devono funzionare meglio, perché la Croce Rossa devono proteggere le persone e muovere praticamente lì, perché loro stanno seguendo sono situazioni di Israele, devono muovere una parte tutte queste cose, perché loro sono un'organizzazione internazionale, sono protette anche dalla legge, anche dalla Ginevra, però loro non si muovono, stanno lì al caldo, tranquilli, e la gente sta morendo tutte quante. È una denuncia praticamente contro tutto il mondo, perché finora avevamo più di 17.000 persone sono morte, altri 60.000 di più feriti, e ci sono praticamente forse 100.000 case distrutte, praticamente più di 2/3 delle case della popolazione dopo, quando è finita la guerra, non trovano un posto dove andarsi. E questa è la situazione di Gaza, la situazione qui, e qui noi di Gaza denunciamo tutto il mondo, noi denunciamo praticamente il Consiglio di sicurezza, denunciamo l'UN, praticamente denunciamo l'Italia, l'Europa, tutto il mondo, perché nessuno sta intervenendo per fermare praticamente questo Matteo Netanyahu, che praticamente non vuole lui distruggere Hamas, vuole distruggere soltanto la popolazione dalla striscia di Gaza, e questo praticamente è una mia voce, anche la voce tutta praticamente il popolo di Gaza, perché noi qui non ci crediamo più di nessuno, perché stanno morendo, sono 60, non sappiamo, non abbiamo nemmeno, abbiamo perso i conti di giorni quando sono la guerra. Questa è la situazione a Gaza. Beh, parole dure come abbiamo sentito da parte di Sami Abu Omar da Gaza, dalle periferie di Gaza. E niente. Sì, capiamo che a questo punto sono davvero molto provati. Certo. E tutti i commentatori internazionali dicono che una cosa così non si era più vista dalla Seconda Guerra Mondiale. È terribile anche che siamo tornati così indietro e che lo permettiamo, perché vuol dire che dopo di questo tutto sarà permesso ancora di più, insomma, e vabbè. Tra l'altro, scusa, dico solo 2 numeri, dico, che mi sono rimasti impressi, l'ha detto prima la RAI, quindi niente di 32 ospedali che c'erano, ne sono rimasti 11 in piedi. Perché una delle cose veramente atroci è che per trovare i terroristi si bombarda così. E quindi hanno bombardato gli ospedali e non sono rimasti in piedi 11. Tra l'altro molti erano di organizzazioni internazionali. Hanno bombardato le scuole, hanno bombardato le moschee, le ambulanze. Oggi ho sentito sempre sulla RAI che ci sono dei cecchini appostati davanti a un ospedale, e appena uno mette il naso fuori sparano, e quindi è stato ferito molto gravemente un dottore. Molti operatori umanitari sono stati feriti o sono morti, e
siamo a 18.400 morti, qualcuno dice che non è vero, che sono meno, credo che anche se sono 16.000 vada bene lo stesso. Cioè, e sono morti 20 soldati israeliani in tutto, di questi 20, 12 per incidenti o investiti dai loro tank o dal fuoco amico perché scambiati per terroristi. Quindi, e comunque sono conti veramente spaventosi che non si devono fare. Quindi speriamo che il mondo batta un colpo. Esatto, speriamo del martedì prossimo di avere notizie più belle. Sì. Avete ascoltato il giro Sì, del un mondo in saluto a 80 tutti i giorni, migranti a cura perché il di Radio 18 Nostra. lunedì è la giornata mondiale per ricordare e sensibilizzare questa cosa. Quindi un saluto particolare a tutti loro da oggi qui sulla mongolfiera. Ma sei tu che hai sudato 7 camicie, noi eravamo fatti quindi. E oggi è andata così, ecco, anche adesso avevo il microfono giù, pensando il coso, vabbè, è così, dopo cercheremo di rattoppare un po' gli errori, ma andiamo avanti lo stesso, il nostro vento ci spinge per la prossima puntata di martedì. Ciao a tutti, ciao Rossella, ciao Omar. Ciao ragazzi. E iscrivetevi al canale di YouTube dei Radio Nostra.